Importante novità nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Padova, ridotti da 9 mesi a 30 giorni i tempi di attesa per visite ed esami, merito di alcune efficaci strategie adottate dall'azienda ospedaliera. Stefano Edel e Marco Malini. È il fiore all'occhiello della cardiochirurgia veneta ed oggi, nell'anno in cui si celebra il 50° anniversario del primo trapianto di cuore al mondo, compiuto da Christian Barnard a Città del Capo, in Sudafrica, il centro Gallucci di Padova può dire di aver vinto una delle scommesse più difficili. 10 mesi fa, era il settembre 2016, la lista dei pazienti in attesa di trapianto di cuore o di particolari interventi sul muscolo cardiaco comprendeva ben 239 persone, di cui 4 residenti all'estero. Oggi il numero si è ridotto a 42 e in 30 giorni i pazienti vengono operati. Tutto questo è stato reso possibile grazie al via libera della Regione, rappresentata dal direttore generale dell'area sanità Domenico Mantoan, che ha approvato il progetto presentatogli dal direttore generale dell'azienda ospedaliera padovana Luciano Flor, per cui più assunzioni, 18 infermieri e 4 medici, disponibilità di 2 sale operatorie a pieno regime e aumento delle ore di lavoro. Un grossissimo sforzo organizzativo per metterci appunto nelle condizioni di rispondere alle attese dei pazienti e poter garantire un intervento cardiochirurgico entro i 30 giorni. Cosa vede nel futuro, proprio dal punto di vista tecnico, della cardiochirurgia? Sicuramente un'ulteriore implementazione della cardiochirurgia microinvasiva da una parte e naturalmente l'impiego della medicina rigenerativa per dare risposte terapeutiche a questi pazienti.